Leggo abbastanza libri durante l'anno e questa volta vorrei condividerlo con voi. Ho letto questo bel libricino che vi consiglio specialmente se fate il mestiere dei creativi, ma anche non solo. Secondo me è un bel libro che permette comunque delle riflessioni su tutto il mondo creativo e su tutto ciò che è progettuale. Il libro nello specifico è Che sbaglio di Eric Kessels. Molto interessante sia dal punto di vista dell'impaginazione che dal punto di vista dei contenuti. Allora, prima di tutto vi faccio notare che tra l'altro anche la copertina è sbagliata, infatti in verità il libro si apre dall'altra parte. Secondo me tipo è un libro che comunque sa un po' stupire sia per come è raccontato che per i contenuti che porta dentro. Tutto il libro si basa su un unico principio, ossia che le persone vanno a perseguire, a cercare la perfezione, invece i progetti più originali e soprattutto le cose più interessanti spesso vengono fuori dagli errori. Sul libro trovate tante riflessioni, ad esempio tipo gli errori che compaiono nel mondo del design, nel mondo della comunicazione e soprattutto nel mondo della fotografia. Infatti una buona parte del libro è sviluppata su di esso. È molto bello perché di solito durante una progettazione di qualsiasi progetto si cerca di sbagliare il meno possibile, no? Perché comunque l'errore è spesso considerato un problema negativo. Invece in questo libro ti fa notare come tanti errori portano ad un sacco di progetti interessanti. Non vi vorrei spoilerare troppo, vi vorrei solo dire che se vi interessa l'argomento è sicuramente un bel libricino da leggere. Ci sono due parti secondo me molto divertenti del libro. Una è dedicata all'architettura, ossia a tutti quegli errori architettonici che vengono fatti e vengono anche fotografati nel libro e vi mostrano ad esempio degli errori che possono venire fuori, che però sono errori che comunque sono interessanti, cioè riportano l'interesse nel vedere quel tipo di immagine e fanno un attimo riflettere su perché sono state fatte determinate scelte. E l'altro micro capitolo che secondo me è veramente molto interessante racconta il progetto di un artista che va a raccogliere delle fotografie che le persone scartano e le ricombina in maniere diverse. Non vi vorrei dire troppe cose, in verità ce n'è anche un'altra sezione, cioè è tutto interessante questo libro. Ad esempio c'è una sezione in cui mostrano dei puzzle ricostruiti e rimontati in maniera diversa. Sono tutte cose molto interessanti. Secondo me è un libro che ti fa riflettere sul non cercare ostinatamente la perfezione dei propri progetti, ma comunque farsi affascinare e accettare anche gli errori, perché dagli errori possono venire progetti molto interessanti. Mi ha fatto molto riflettere, sono andato anche a rivedere alcuni materiali che ho fatto ed effettivamente posso dire che una foto sbagliata è una foto sbagliata, ma tante foto sbagliate una dopo l'altra potrebbero essere un'opera d'arte. Questa è una piccola considerazione che forse ho letto da qualche parte, ma non mi ricordo di chi è l'autore di questa cosa qua. Invito tutti quelli che hanno piacere a leggere questo libro a trarre le proprie conclusioni. Secondo me è molto interessante, specialmente nella nostra moralità. Noi, specialmente come italiani, non siamo abituati a sbagliare, non accettiamo il fallimento, non accettiamo tutta una serie di considerazioni che molti businessmen fanno. Ad esempio, se tu hai un'impresa, se fallisci una volta chiaramente sei un fallito. In altri stati invece tipo viene considerato come pregio perché impari molto velocemente. Al di là di questa grande parentesi, secondo me bisogna riuscire ad accettare l'errore, vedere quello che ci sta dietro e soprattutto considerare quell'imprevisto come una cosa che può diventare un valore aggiunto se perseguito. Spero questo video ti sia utile. Se hai voglia di consigliarmi qualche libro che trovi interessante, chiaramente scrivilo qua sotto. Di libri di comunicazione ne leggo parecchi e avrei piacere anche a sentire la tua versione. Ci sentiamo presto!